saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi è nostro gradito ospite il dottor Amato De Monte, che è direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Lo abbiamo raggiunto via Skype. Buongiorno dottor De Monte, come siamo? Qual è la situazione anche di questa seconda fase? Sì, buongiorno a tutti. Siamo alle solite, questa seconda fase che per noi è cominciata, diciamo, proprio in maniera ufficiale, cioè verso la fine di settembre, è una seconda fase che non ha mai mollato e tuttora non sta mollando. Parlo della terapia intensiva. Rispetto a ingressi e a riduzioni magari di affluenza al pronto soccorso e anche nei reparti di medicina, per quanto riguarda la nostra terapia intensiva, la terapia intensiva dell'azienda qui è costantemente a un tasso di occupazione del 100% se non più. Quindi in questo momento quanti sono? Che vuol dire, sì, che abbiamo costantemente dai 29 ai 31 pazienti degenti in terapia intensiva. Ecco, lei ha riscontrato qual è la mortalità dei pazienti in terapia intensiva legati chiaramente, cioè per patologie legate al Covid? Sì, stiamo parlando ovviamente della terapia intensiva legata al Covid, perché oltre a questi pazienti noi abbiamo anche le terapie intensive che assistono gli altri pazienti, per cui noi in questo momento per affrontare l'emergenza Covid abbiamo a disposizione all'ospedale di Udine 31 posti letto di terapia intensiva per i pazienti Covid e 14/16 posti di terapia intensiva generale. Quindi è una cosa veramente... questi numeri sono il risultato di tutto quello che è stato delle variazioni e delle modifiche che sono strutturali, che sono state effettuate qui all'ospedale a seguito proprio dell'insorgenza della pandemia coronavirus della scorsa primavera. Cioè noi non avevamo a disposizione tutti questi posti di terapia intensiva che sono stati in parte attivati in maniera strutturale, come ho già avuto modo di dire, 10 posti creati completamente ex novo, e nuovamente abbiamo dovuto riattivare i posti delle terapie intensive nelle sale operatorie della neurochirurgia. Quindi, per fare un breve riassunto, rispetto a quello che avevamo messo in campo la scorsa primavera, noi abbiamo qui in azienda sono stati attivati altri 10 posti di terapia intensiva strutturati, e che questi sono proprio, diciamo, che hanno una caratteristica di definitività. Ecco, ma ci sono anche posti, appunto, perché non ho capito la differenza con i numeri, cioè tutti sono occupati, tutti i posti che avete a disposizione sono occupati, oppure questi sono a parte? Mi parla anche di numeri a parte? No, tutti i posti che abbiamo a disposizione sono occupati, cioè 31 posti, da 29 a 31 posti Covid di terapia intensiva sono sempre occupati. Senta, per quanto riguarda la mortalità anche delle persone che finiscono in terapia intensiva, possiamo parlare di percentuali, possiamo parlare dei pazienti? Sì, mi fa piacere parlare, ritengo utile parlare della tipologia di pazienti che abbiamo, perché secondo me c'è da fare anche un ragionamento anche prospettico, non solamente che riguardi l'immediato, cioè non solamente quindi la gestione acuta, ma anche pensando al futuro di quelli che potranno essere, chissà. Forse anche gli anni a venire, perché penso che ormai dovremmo pensare, o perlomeno vista questa esperienza dovremmo comunque essere pronti ad affrontare eventuali possibili urgenze o emergenze pandemiche. Dunque, noi ecco, dicevamo l'incidenza della mortalità. Allora... Dottor De Monte, parlavamo dell'incidenza della mortalità delle persone appunto che arrivano in terapia intensiva. Sì, allora diciamo che noi abbiamo avuto, da quando abbiamo riaperto gli accessi in terapia intensiva, quindi
Col primi di settembre ha cominciato la spicciolata a rientrare i pazienti, poi per scoppiare brutalmente alla fine di settembre. Il numero di pazienti ricoverati, dico i numeri Sì. una settimana fa, erano stati 350 pazienti con una mortalità di 95 persone. Quindi giriamo su una mortalità del 26-27%, con L'età un'età media? media, L'età un'età media? media, la sto anticipando forse, Sì. con età media delle persone decedute di 73 anni. Quindi una media che si E sta abbassando? No, guardi, in terapia intensiva, sì, la media dei deceduti in terapia intensiva hanno una media di età inferiore a quella che è la media dei deceduti in totale per patologie Covid, che si aggira la media dell'età generale di tutti i pazienti Covid deceduti di Friuli, mi sembra che si aggiri intorno agli 85 anni. In terapia intensiva siamo a un'età molto inferiore. Però, c'è un però, i pazienti che entrano in terapia intensiva per Covid e che non ce la fanno sono nel 99% direi, sono tutti pazienti che hanno delle comorbidità associate e le comorbidità più comuni sono obesità, diabete, ipertensione o malattie cardiovascolari, ipertensione e malattie cardiovascolari. Poi ci sono anche dei pazienti che magari possono avere o delle complicanze neoplastiche, oppure abbiamo avuto anche dei pazienti che sono stati casualmente ricoverati in terapia intensiva Covid perché, faccio un esempio, a seguito di un intervento chirurgico complicato oppure importante, sono risultati positivi e hanno dovuto essere accolti nella terapia intensiva Covid, non potevano andare nella terapia intensiva normale. Ecco. Senta, mi diceva appunto diverse comorbidità, comunque praticamente si parla di obesità, ma di pesi importanti, anche 140 kg, persone che pesano anche Sì, 140 kg. Quindi qui bisogna fare un guardi, ragionamento, 140-120 kg. 140 che rasentando i 150 abbiamo. Allora, noi Addirittura. abbiamo avuto, proprio anche recentemente, ho fatto un conto, eravamo un po' rimasti assieme al dottor Bassi, un po' sorpresi perché sui post c'erano 7-8 persone che avevano un peso superiore ai 120 kg. Quindi Ora, questo. la triade, ora c'è da pensare questo, una persona che pesa 120 kg ha sicuramente problematiche metaboliche, quindi ha un diabete più o meno latente e sicuramente ha delle problematiche di tipo cardiocircolatorio. Questa triade è veramente un cattivo biglietto da visita per entrare in terapia intensiva, perché il Covid il Covid che porta al ricovero in terapia intensiva ha con sé delle problematiche respiratorie veramente importanti che pazienti che hanno già queste patologie in atto o queste caratteristiche proprio fisiche hanno veramente scarse riserve per poterlo contrastare. Quindi Quindi questo, io un ragionamento che sì, questo faccio e che induce a vorrei fare fare quando proprio, dicevo. no? Questo induce a fare dei ragionamenti anche per quanto riguarda il futuro della medicina che deve puntare maggiormente sulla prevenzione. Sì, esattamente sono d'accordo con lei. Cosa deve puntare? Deve puntare sul fatto che oltre, come dicevo prima, oltre all'azione acuta di trattare i pazienti che adesso arrivano alla nostra osservazione, ma soprattutto penso per le generazioni future anche, siccome non si raggiungono pesi così elevati dall'oggi al domani, non si viene colpiti da patologie cardiovascolari dall'oggi al domani, il diabete non si sviluppa in poco tempo, ma sono tutte patologie che si sviluppano a seguito di una condotta di vita che forse dovremmo in qualche modo imparare a modificare, perché io penso che dovremmo veramente
e dovrebbe esserci fatta una sensibilizzazione magari anche alle persone giovani verso una vita più, possiamo dire, una vita più sana, più mobile, in cui si fa un po' di più attenzione ad evitare che si raggiungano situazioni come quelle che ho appena citato, perché veramente non è che i rilievi che abbiamo noi qui osservato nelle nostre terapie intensive siano delle eccezioni. Queste sono esattamente le stesse osservazioni che fanno le altre che vengono fatte nelle altre terapie intensive del resto d'Italia, anche forse del resto del mondo. Senta, dottor De Monte, un'ultima cosa, mancano 50 secondi alla chiusura della trasmissione. Lo so che forse magari lei non è lo specialista più adatto, ma un consiglio per chi è a casa, per chi si cura a casa con il Covid. Niente tachipirina, mi diceva? Ma niente tachipirina, insomma le indicazioni che stanno emergendo si va più verso i farmaci che in qualche modo vanno a controllare le infezioni, quindi sugli antinfiammatori e anche lo stesso poi utilizzo del cortisone che viene fatto magari non in prima battuta, deve essere ovviamente sempre concordato col medico. L'utilizzo del cortisone, diceva, ha proprio queste azioni di tipo antinfiammatorio nei confronti di questa grossa cascata infiammatoria che si sviluppa a carico del polmone a seguito del contatto con il virus. Bene, siamo giunti al termine di questo appuntamento bisettimanale. Non posso fare altro che ringraziare per la sua disponibilità il dottor Amato De Monte, grazie per essere stato con noi e ringraziamo i nostri amici telespettatori ai quali do appuntamento alla prossima settimana, sempre con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci.